Gerardo da Cremona è stato il maggior traduttore di libri scientifici di quel periodo, ha tradotto più di 100-120 libri dall'arabo in latino di questi. In breve, tra il XII e il XIII secolo, in Europa scattò la scintilla. Scattò la scintilla della scienza. E la scintilla della scienza ha consentito la nascita dell'Europa. Qui la tesi è un po' forte e quindi va un po' spiegata. Molti storici, non tutti, ma molti storici ritengono che l'Europa, che non è appunto una formazione geografica ben definita, ha una dimensione culturale, è un continente perché si riconosce culturalmente come tale, nasce proprio intorno al XII-XIII secolo. E perché nasce? Perché comincia ad avere l'impressione che chi vive dalla Scandinavia fino all'Italia meridionale, anche poi nella Grecia e poi dal Portogallo fino agli Urali, è una entità culturale abbastanza omogenea. Qualcuno dice certo perché c'è il cristianesimo, ma il cristianesimo esisteva già da un migliaio d'anni, quasi, sì, un migliaio d'anni. Quindi certamente c'è l'elemento cristiano, ma non è il sole, non è l'elemento scatenante. Quello che è l'elemento scatenante è il fatto che improvvisamente, intorno al 1200, in Europa nascono le università. Si crea una rete di universitaria nella quale si leggono, perché allora si leggevano i libri, i medesimi libri e si leggono tutti in latino, nella medesima lingua. Non solo, ma gli studenti e i docenti viaggiano da un'università all'altra, si spostano da una università all'altra in maniera assolutamente o quasi assolutamente libera, comunque con una frequenza relativa molto maggiore a quella attuale. Era più facile per uno studente del 1200 del 1300 spostarsi da Roma, da Napoli o da Padova a Parigi e viceversa che non oggi. E quindi la filosofia e la scienza diventano il collante culturale di questa Europa che comincia a conoscersi. E perché succede questo? Beh, succede questo perché c'è un fenomeno di urbanizzazione, come in Europa. Le vecchie città romane in Italia vengono ricostruite, mentre nuove città vengono fondate nel centro-nord dell'Europa, nasce una civiltà urbana, ben inteso, l'80% degli europei viveva sempre in campagna anche allora, però un 20% stava in città e in queste città comincia a esserci una esigenza proto-industriale, in qualche modo paragonabile a quella dell'Alessandria, di Pergamo, dei tempi ellenistici o di Baghdad e di altre città in epoca araba. E quindi queste città cominciano ad avere un bisogno di innovazione. Questo bisogno di innovazione richiede conoscenza e quindi la conoscenza viene valorizzata. Quindi gli europei che fino a quel momento non avevano riconosciuto la scienza cominciano ad apprezzarla. In realtà non è che l'avessero riconosciuta, è che incontrata. L'avevano incontrata ma non l'avevano riconosciuta. Pensate che il primo matematico europeo è Leonardo Fibonacci, il pisano, o meglio Leonardo Pisano, il Fibonacci, che ci ha proposto, ha portato in Europa la numerazione posizionale, quella che utilizziamo noi oggi per scrivere. L'ha portata lui. Lui aveva studiato in Africa, poi si era specializzato in qualche modo nella parte orientale del Mediterraneo, era tornato a Pisa e aveva portato la numerazione posizionale. Questo all'inizio del 1200, il suo libro principale è del 1202. Ma 2 secoli prima uno studioso, e poi divenne Papa Silvestro II, aveva incontrato a Toledo, in Spagna, dove c'erano gli arabi, che conoscevano quella numerazione posizionale che era stata creata dagli indiani e che gli arabi avevano assorbito, aveva incontrato e quindi aveva cominciato a proporla, ma non ebbe successo, nonostante lui poi fosse diventato Papa,
perché nessuno sentiva bisogno di questi numeri, di questa matematica sofisticata, che oggi noi non la riteniamo tale, ma allora era troppo sofisticata per le esigenze degli europei. Quando il bisogno di innovazione diventa forte, allora questa matematica diventa importante e viene riconosciuta. Mi piace ricordare il 1226, anno in cui il primo matematico creativo d'Europa, Leonardo Fibonacci, incontra il primo scienziato naturale d'Europa, che, anche questo non vi sembri strano, è l'imperatore Federico II, il quale faceva delle scienze naturali, ha scritto un libro sulla caccia con il falcone, che è un libro che ha un approccio scientifico molto importante. Non solo questo, lui radunava nella sua corte, nell'Italia meridionale, umanisti, e a Palermo che è nata, diciamo, la prima letteratura volgare, diciamo, e scienziati. Quindi nel 1226 i due si incontrano a Pisa ed è l'incontro fra i due primi europei, scienziati europei, matematico e scienziato naturale. Bene, qui una diapositiva ve la voglio far vedere, ed è questa. Scusate, vado avanti veloce, non distraetevi troppo, ed è questa. Vedete che, ecco, tra il 1200 e la metà del 300, la scienza appena arrivata in Europa esplode. E si cominciano a fare ricerche importanti e gli scienziati europei cominciano a diventare scienziati all'altezza, o quasi, degli scienziati arabi di quel periodo. In tutte le università si comincia a fare buona scienza. Poi a un certo punto, alla metà del 300, arriva un fulmine, questo sì, molto brutto. Arrivano due eventi in realtà. Uno è la grande peste del 300, che in pochissimi anni uccide un terzo dell'intera popolazione europea e sostanzialmente interrompe tutti i contatti tra gli europei. Nessuno si muove più per paura della peste. E l'altro evento catastrofico è stata, come dire, a Firenze il crollo delle banche fiorentine, un collasso economico che ha portato. Bene, a partire dal 1350, anzi dal 1348 per la precisione, c'è questa interruzione. Questo grafico, io ho importato in questo grafico le date di nascita e di morte delle persone citate nei manuali di storia della scienza. Come vedete c'è una continuità tra il 1150 e il 1350, poi c'è uno stacco, si riparte dal 1450 come date di morte dei più importanti. Bene, vengo al dunque, diciamo, in 5 minuti. Anche 10, va bene. Qual è la cosa? È che la scienza, dopo questo periodo europea, dopo questo periodo, questa catastrofe, si riprende all'inizio del 400 e questa volta non si riprende nelle università, ma si riprende nelle botteghe degli artisti artigiani che operavano, questa volta non in tutta Europa, non in una rete europea, ma soprattutto in una città, Firenze. Facendo un po' di nomi di queste persone che nascono all'inizio del 400, fine 300, nascono all'inizio del 400 e muoiono entro il 1450, si può dimostrare che l'80% di questi nomi è italiano e il 50% in assoluto di tutti questi nomi è di Firenze, o almeno ha lavorato a Firenze. E quindi Firenze è il centro della rinascita della scienza. E chi sono i primi? Beh, i primi scienziati, o almeno i primi utilizzatori, i primi che riprendono la scienza a Firenze sono Brunelleschi, che progetta quella straordinaria cupola del Duomo di Firenze che molti ritenevano impossibile a farsi, lui lo fa su basi matematiche. L'unico difetto di Brunelleschi è che lui si tiene segrete, diciamo, le sue elaborazioni, perché ritiene che la conoscenza debba appartenere a lui e che lui la debba sfruttare, non vuole che altri lo facciano. Ma allo stesso modo c'è
insomma, in un ambito artistico si sviluppa lo stesso fenomeno, utilizzando un approccio matematico e geometrico molto importante. Donatello comincia a fare delle sculture. Fra l'altro i due, Brunelleschi e Donatello, hanno fatto un viaggio insieme a Roma, nel quale hanno cercato di capire come funzionavano le cose nell'architettura romana. E poi c'è un pittore, anche lui morirà giovanissimo, il Masaccio, che comincia a dipingere dei quadri, degli affreschi con le regole della geometria. Sono questi i primi rifondatori della scienza europea, Brunelleschi, Masaccio e Donatello. Poi questa storia continua e immediatamente dopo, nel 1435, Leon Battista Alberti scrive il suo famoso libro, il De Pictura, prima in latino, poi tradotto in italiano, in cui mette nero su bianco quello che non aveva fatto Brunelleschi, le regole della prospettiva, quali devono essere, come si fa a sostanzialmente proiettare su un piano una figura tridimensionale. Ci sono delle regole geometriche che Alberti definisce molto bene. E c'è uno sviluppo straordinario. Perché questo sviluppo straordinario? Perché Firenze, oltre a essere colta e economicamente, poi farò un brevissimo accenno, è anche fortunata, perché proprio negli anni 30 del 400 si organizza un piccolo grande concilio a Firenze, al quale arrivano gli ortodossi con i cattolici per cercare di trovare un accordo. Anche allora cattolici e ortodossi litigavano, anzi forse allora più di adesso, e cercavano di conciliarsi, poi non si andò molto a fondo. Intanto però c'era la pressione dei turchi nell'Oriente, in Grecia, e quindi molti intellettuali greci vennero in Italia, Firenze soprattutto, ma non solo a Firenze, portando con sé gli originali in greco della filosofia e della scienza, della filosofia greca e della scienza ellenistica. Quindi questa volta i fiorentini, gli italiani soprattutto, cominciarono a tradurre direttamente dal greco e non indirettamente dall'arabo. E questo consentì di sviluppare una enorme conoscenza. Per esempio Archimede fu molto conosciuto proprio allora. È in questo ambiente che si sviluppa la scienza europea, che nasce la scienza europea, nelle botteghe degli artigiani. Perché? Perché in quel momento, insomma, ci sono testi di storici dell'economia che lo affermano, Firenze è una vera e propria città capitalistica, che ha una produzione industriale sostanzialmente, che ha bisogno urgente di innovazione per poter competere con altre città e altre aree economicamente emergenti, e ha una borghesia che è molto intraprendente, che ha bisogno del nuovo, che è anche culturalmente molto razzezzato, quindi chiede novità anche da un punto di vista artistico, culturale, eccetera. Quindi Firenze, come Alessandria e come Baghdad, è una città creativa, perché c'è la combinazione di questi diversi vari elementi. Ed è una combinazione straordinaria. Voglio chiudere, perché non so se vi ho tediato troppo e se ho cercato di inquadrare Leonardo in questa storia. Leonardo sta a Firenze, nella Firenze che è nel pieno del suo sviluppo. E proprio il Giorgio Vasari costituirà un'accademia, si chiama Accademia delle Arti del Disegno, il cui logo è questo, diciamo, e che è stato disegnato da Michelangelo Buonarroti. L'Accademia delle Arti del Disegno si chiama così intanto perché il disegno allora era considerato un'arte importante, almeno quanto la pittura, almeno se non superiore. Bene, in questa accademia, alla fine del Cinquecento, studierà Galileo Galilei, che è un giovane, un intellettuale molto curioso, ma insomma che ha avuto un po' di insomma, non era uno studioso molto
assiduo. Era andato a Pisa a studiare, ma aveva lasciato la facoltà di medicina perché non gli piaceva, ma era molto molto curioso. Si iscrive a questa scuola, l'Accademia delle Arti del Disegno, incontra un matematico, Ostilio Ricci, che è un matematico molto applicativo, che però insomma conosce Archimede. E Ostilio Ricci introduce Galileo ad Archimede. E a quel punto Galileo, che insomma, aveva una autostima non minore di quella che aveva Leonardo, diciamo, di sé, decide che lui deve superare Archimede, quindi si impegna sostanzialmente in questo lavoro. Questo per dire che c'è proprio una continuità. Galileo è considerato il pioniere della scienza moderna, ma si è formato in un'accademia che è tipicamente rinascimentale. E la scienza moderna, quella del Seicento, fondata su certe dimostrazioni e sensate esperienze, affonda le sue radici in una scienza che è definibile scienza visuale, di cui Leonardo è stato assolutamente uno dei protagonisti. Pensate che quando il Vasari scrive il suo libro, 20 anni prima, nel 1543, Copernico scrive il suo libro proponendo una nuova teoria del cosmo, ma Vesalio, che aveva frequentato Padova, scrive un testo di anatomia con grandi, raffigurando, visualizzando l'esterno e soprattutto l'interno del corpo umano. È un'espressione proprio, si tende a far vedere le cose della scienza. Bene, Leonardo aveva fatto altrettanto in anatomia, purtroppo come anatomista era meno frequentato di Vesalio e quindi attribuiamo a Vesalio l'origine dell'anatomia moderna, ma in realtà dovremmo attribuirla a Leonardo, che quindi è stato anche per questo un grande scienziato. Ha elaborato una teoria geologica che è molto moderna. Ha sostenuto che i fossili che stanno sulle montagne non sono dovute a chissà quale miracolo, ma al fatto che le montagne si sono sollevate e quindi sono emerse dai mari antichi, quindi ha parlato di un tempo molto profondo, contrariamente a quando diceva gli esegeti della Bibbia che sostenevano che la Terra aveva qualche migliaio di anni, invece secondo Leonardo doveva avere un tempo molto più profondo per consentire queste cose. E insomma ha fatto straordinarie cose. C'è un'assoluta continuità quindi tra la scienza che emerge nelle botteghe degli artisti astigiani, prima a Firenze, poi in Italia e poi nel Cinquecento in tutta Europa, quindi nella scienza rinascimentale, con la scienza moderna. E Leonardo è, come Galileo, uno degli snodi di questa scienza. Guardate che Galileo non è stato meno eclettico di Leonardo, è stato un artista altrettanto importante, oserei dire, di Leonardo, un genio rinascimentale altrettanto importante di Leonardo, e lo è stato perché le due cose non sono assolutamente disgiungibili. Quindi ecco, la scienza collante culturale che ha dato origine all'Europa e il Rinascimento che ha riportato la scienza in Europa e ha fatto sì che dal Seicento in poi l'Europa diventasse il continente leader nel mondo, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. Bene. Grazie. E adesso passiamo alla seconda parte, che sarà più breve di questa, ma volevo far fare a Pietro un salto al presente e quindi partire dalla prefazione del suo ultimo libro che tratta della scienza all'Europa nel secondo Novecento e anche quello precedente, insomma, per l'intero Novecento, in cui Giulio Giorello, che sarà tra l'altro l'ospite del prossimo incontro di questa rassegna, cita un fisico della Sapienza di Roma che dice che la scienza è soprattutto libertà, cioè che la scienza è la possibilità di liberarci dai pregiudizi. Questa frase mi ha illuminata perché sintetizza in pochissime parole l'importanza della scienza e il suo legame con la società. E quindi adesso, senza voler fare un confronto che a volte è anche impossibile con epoche così diverse, però tenendo conto anche di tutto quello che ci ha raccontato, di come la tua tesi indica che la scienza è stata il collante dei popoli dell'Europa e sostieni anche che la scienza è stata
comunque molto importante nel processo di integrazione europea, è stata anche presente sin dall'inizio del processo di integrazione europea come protagonista. Tuttavia assistiamo comunque anche a una crisi della credibilità della scienza nella società europea. Esatto, e penso un esempio su tutti i vaccini che hanno salvato milioni di vite, adesso insomma fanno vedere come il rapporto tra esperti e non esperti è ancora una questione delicata, come il rapporto tra scienza e società è una questione delicata, eppure la scienza ha fatto anche dei progressi che ci permettono di leggere il codice della vita, penso, noi parlavamo prima della matematica come lettura del libro della natura attraverso la matematica e la geometria, oggi siamo in grado di leggere il DNA, il codice della vita, quindi eppure la scienza, comunque ci sono ancora delle controversie che ci fanno vedere come ci sia una crisi un po' tra scienza e società. E quindi, diciamo, la mia domanda adesso per concludere è questa: a che punto è oggi il rapporto tra scienza ed Europa? Considerando... Dunque, diciamo, proprio in 30 secondi, la scienza del Rinascimento ha avuto un suo seguito, la scienza del Seicento è stata definita la rivoluzione scientifica, il Seicento il secolo in cui nasce la scienza moderna e nasce in Europa. Bene, la rivoluzione scientifica del Seicento si può dimostrare, non abbiamo il tempo, ma insomma la scienza del Seicento è stata la madre delle 3 rivoluzioni che si sono verificate in Europa, in quell'appendice europea che è il Nord America, diventata, diciamo, un'appendice europea, tra il Settecento e l'inizio dell'Ottocento. La rivoluzione scientifica è la madre della rivoluzione francese, dell'illuminismo, che è stata, diciamo, a sua volta, diciamo, il catalizzatore di quella rivoluzione, è stata la madre della rivoluzione americana, a proposito di libertà, ed è stata la madre anche della rivoluzione industriale che si è sviluppata dapprima in Inghilterra. Senza le rivoluzioni scientifiche queste rivoluzioni probabilmente non ci sarebbero state, noi non le possiamo capire. Quindi la scienza ha fatto sì che grazie a queste 3 rivoluzioni l'Europa diventasse da un'area marginale, come lo era stato fino al 1200, diciamo, tra la caduta dell'impero romano e il 1200, di diventare il continente leader al mondo, in tutti i sensi, ahimè anche in quello militare, ma in quello economico. Gli europei che fino al 1700 avevano un reddito medio pro capite non di molto superiore a quello di un cinese e di un indiano, alla fine dell'Ottocento cominciano ad avere un reddito medio pro capite che è 10, 15, 20, 50 volte quello di un indiano o di un cinese. Cioè lo sviluppo è enorme, i cambiamenti incredibili. Io faccio sempre l'esempio della signora Marie Curie, che è una giovane polacca relativamente povera, che decide di andare a studiare a Parigi muovendosi da Varsavia. Ebbene, per raggiungere Parigi da Varsavia impiega poco più di una giornata in treno. Qualche decennio prima Napoleone, l'imperatore, quindi una persona molto più potente e più ricca, aveva fatto il tragitto inverso, ma impiegando alcune settimane. Cioè, alla fine dell'Ottocento è a disposizione di una larga fascia di popolazione una tecnologia, una quantità di tecnologie che erano semplicemente inimmaginabili pochi anni prima. C'è un cambiamento straordinario. Questo è tutto dovuto alla scienza. E appunto, insomma, l'Europa diventa leader al mondo anche da un punto di vista culturale e anche da un punto di vista sociale. Si cominciano a sperimentare il primo welfare state europeo, soprattutto in Germania. Però cosa succede? Poi vengo all'oggi. Succede che questa profonda trasformazione è così rapida ed è così profonda che gli europei non riescono a gestirla. Si creano delle contrapposizioni tra gli Stati europei e all'interno degli Stati europei, tra le varie classi, diciamo, dei paesi, così forti, così profonde, che portano poi a quelli che molti definiscono la lunga guerra civile europea,
che inizia nel 1914 nominalmente, in realtà era iniziata, anche se non in maniera armata, qualche anno prima, e finisce solo nel 1945. Quando finisce la lunga guerra civile europea, e l'Europa, che per mezzo millennio aveva avuto la leadership scientifica, tecnologica e quindi culturale, civile ed economica del mondo, ha perso questo primato. L'asse scientifico del mondo si è spostato negli Stati Uniti d'America e poi parzialmente in Giappone, e l'Europa non è più prima, diciamo. Non è più prima nella scienza, non è più prima in economia, non è più prima, diciamo, in altri settori, forse nell'ambito sociale lo è ancora. Bene, la cosa meravigliosa è che dopo questa profonda crisi della scienza europea tra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, l'Europa riscopre la scienza e riscopre la propria identità europea. La prima cosa che fanno gli europei insieme dopo la seconda guerra mondiale è creare un'istituzione scientifica, il CERN di Ginevra, voluto soprattutto, non solo, ma soprattutto da un italiano, Edoardo Amaldi, che una volta qui a Cervignano abbiamo ricordato. Sì, il CERN è la prima cosa che fanno gli europei insieme. Poi Amaldi si batterà perché nasca anche l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. E perché lui pensa queste cose? Perché lui pensa che con due potenze ormai enormi come sono gli Stati Uniti, e allora era l'Unione Sovietica, solo un'Europa unita può competere. I singoli paesi non hanno nessuna capacità, possibilità di competere. Amaldi lo pensa proprio per la scienza. Dice, per costruire queste grandi macchine della fisica, gli acceleratori, occorrono grandi investimenti e occorrono grandi organizzazioni, una massa critica di persone importante. Nessun paese europeo ce l'ha. Gli Stati Uniti ce l'hanno, l'Unione Sovietica ce l'ha. Se noi vogliamo competere nel campo delle alte energie, della fisica delle alte energie, dobbiamo unirci. Ecco, nasce il CERN. E Amaldi aveva questo giusto perché il CERN diventa il laboratorio leader al mondo nella fisica delle alte energie. Quindi vedete che in breve tempo l'Europa, dopo la grande crisi, recupera in molti campi, non diventa più la leader assoluta, ma recupera in molti campi. Anzi, da un punto di vista della qualità, forse lo diventa leader assoluta, perché la qualità della ricerca in Europa è stata importante e, a mio avviso, anche superiore a quella degli Stati Uniti in una certa fase. Bene, poi che cosa è successo? È successo che molte cose sono cambiate. In particolare è arrivata quella che viene definita la nuova globalizzazione. Cioè altri paesi, penso al sud-est asiatico, ma anche per certi versi all'America Latina, sono arrivati sullo scenario industriale, hanno cominciato ad avere delle industrie sempre più importanti e quindi si è cercato di definire una nuova geopolitica dell'economia. Un'economia che intanto era cambiata perché oggi l'economia è sempre più fondata sulla conoscenza. Viviamo nella economia della conoscenza, nella società della conoscenza. Allora alcuni europei hanno visto giusto, ne cito solo due, Jacques Delors, che è stato presidente della Commissione europea, un francese, che alla fine degli anni 90 scrisse un libro bianco, per dire quale deve essere il futuro dell'Europa. E Delors, appoggiato anche da un italiano, Antonio Ruberti, definì, questo lo dico a tuo vantaggio, diciamo, perché questo è un personaggio da studiare, dissero, diciamo, per diventare protagonisti nell'età della conoscenza dobbiamo diventare i leader e per farlo dobbiamo investire molti soldi, molti quattrini, molte risorse nella scienza e nello sviluppo tecnologico. Le indicazioni di Delors sono state fatte proprie
dai ministri, insomma, dal Consiglio europeo, nell'anno 2000, nell'anno proprio 2000, e ci si riunì a Lisbona e si definì, si diede corpo politico a questa indicazione di Jacques Delors. Gli obiettivi di Lisbona: diventare leader al mondo nell'economia della conoscenza. E come si fa a diventare leader al mondo nell'economia della conoscenza? Fu stabilito sempre dalle autorità politiche europee 2 anni dopo a Barcellona, nel 2002, quando si disse: per farlo dobbiamo spendere. E quanto? Dobbiamo spendere almeno il 3% del prodotto interno lordo dell'Europa in ricerca e sviluppo. E poi fu anche articolata questa spesa. L'1% deve avvenire a opera degli Stati, che devono finanziare la ricerca di base, soprattutto la ricerca di base, che è il vero motore di tutta l'innovazione, e il 2% ad opera delle industrie, che devono fare scienza applicata e innovazione tecnologica. Questa era la ricetta. E che entro quanto tempo? Sia a Lisbona che a Barcellona disse: dobbiamo fare tutto questo entro il 2010. Ora il 2010 è arrivato, a capo della commissione c'era un altro, il portoghese Barroso, e dovette constatare che l'obiettivo era fallito. Quando si spendeva nell'anno 2000, si spendeva più o meno nell'anno 2010. E quando si spendeva nell'anno 2010 si spende attualmente in Europa. Intanto però tutto è cambiato, anche nel mondo della scienza. 20 anni fa, 30 anni fa, la Cina era un paese del tutto marginale. Oggi è una potenza scientifica che sta sfidando gli Stati Uniti d'America. Già oggi conta un numero di scienziati superiore a quello degli Stati Uniti d'America e dell'Europa. Oggi la Cina investe una quantità di quattrini superiore a quelli dell'Europa, non ancora a quelli degli Stati Uniti, ma superiore a quella dell'Europa. E quindi questa Europa, che avrebbe dovuto diventare leader dell'economia della conoscenza, oggi è schiacciata da questi 2 giganti, dal sud-est asiatico, in particolare dalla Cina, ma non solo dalla Cina, e dal Nord America, e quindi dagli Stati Uniti. Perché? Perché ancora una volta, e questo però è oggetto più di discussione, perché non si può fare la storia del presente, oggetto di discussione, perché ancora una volta non abbiamo compreso che non sappiamo gestire l'innovazione, la modernità, esattamente come alla fine dell'Ottocento. Non sappiamo gestire questa modernità. La nuova globalizzazione ci ha scombussolato. Stiamo reagendo male. Invece di accentuare il processo di unificazione, ogni paese europeo cerca di richiudere in se stessi, si cercano di elevare barriere. Ma le città più creative al mondo, in questo San Francisco, Los Angeles, sono città con una contaminazione straordinaria di culture, di etnie, di gente, di persone, eccetera. Ma al di là di questo, non voglio fare una polemica che potrebbe sembrare politica rivolta all'Italia, ma questa è una polemica rivolta all'Europa. Senza un'Europa unita non c'è possibilità per gli europei di competere alla pari con il resto del mondo. E senza un'Europa unita, il cui collante culturale sia la scienza, questa eventualità scompare. Ma c'è di più: la scienza può ritornare a essere il catalizzatore dell'Europa unita. Io faccio un esempio in genere. L'Italia è nata dopo che gli scienziati italiani l'hanno scoperta. Cosa voglio dire? Che nel 1839 si fece a Pisa la riunione degli scienziati italiani. Allora l'Italia era divisa tra decine di stati e staterelli. E gli scienziati decisero: ma noi siamo scienziati italiani, ci riuniamo come scienziati italiani. Sono diventati, ancora una volta, il collante culturale dell'Italia unita, avviando un processo o accelerando un processo che si sarebbe poi concluso una ventina di anni dopo. Oggi gli europei, abbiamo detto, lo hanno fatto
appena dopo la seconda guerra mondiale, occorre ritornare a farlo. Allora occorre che gli europei, gli scienziati europei si facciano di nuovo carico di una integrazione europea forte, di un'idea dell'importanza sociale che ha la scienza, e questo stabilendo un'alleanza con i cittadini dell'Europa stessa. E quindi è su questo che sostanzialmente è il messaggio alla fine, diciamo, di tutta questa operazione che ho, come dire, sviluppato in 5 volumi. L'idea che la scienza può esistere senza l'Europa, ma l'Europa non può esistere senza la scienza. E l'Europa non può esistere senza la scienza se non è unita. Quindi è questo, diciamo, sostanzialmente il grande messaggio. Quindi dobbiamo andare verso un'ulteriore unificazione dei processi di unificazione in Europa, e lo dobbiamo fare sulla scienza, ovviamente con un atteggiamento critico, come è sempre stato. Un atteggiamento critico come è sempre assolutamente stato. Potrei citare Dante come una delle persone che ci dice come avere un atteggiamento critico, cosa fare della scienza, come creare una società democratica della conoscenza. Quindi abbiamo tutte le tradizioni, soprattutto noi qui in Italia, per fare questo. Dobbiamo avere soltanto la volontà di farlo, diciamo, e la consapevolezza diffusa che questo è importante.